Allora, avete visto Enrico Letta, Presidente del Consiglio, che è volato a Bruxelles, ha esordito oggi con tutti gli altri Presidenti del Consiglio, i capataz dell'Unione Europea, e sono davvero strani questi big della politica, perché vanno sempre a dei vertici lontani, centinaia di chilometri. Pensate cosa costa a un paese finanziare queste missioni a Bruxelles, la prossima sarà Londra, poi si vedranno a Berlino. E tutte le volte dicono parleremo del lavoro, ci occuperemo del lavoro a Londra, a Berlino, ma quando decideranno qualcosa? Perché per ora sono solo parole, pensieri e mancano i fatti. Allora, se è vero quello che dice Celentano, andiamo tutti in bianco, vecchia canzone che abbiamo sentito all'inizio, cioè chi non lavora non fa l'amore, oggi chi non lavora fa la fame essenzialmente. Allora, Alessio Morosin, appunto su quello che sta facendo, chiedo anche a lei, il governo sul versante del lavoro. Ma io credo che il dramma, perché possiamo qualificarlo solo così, del mondo del lavoro sia un dramma che innanzitutto va letto dalla parte dei giovani, che sono quelli più penalizzati. Sappiamo che in Italia siamo arrivati al 37,5% di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 25 anni. E siamo in Europa soltanto dopo la Spagna, e che questo fatto non pare aver trovato un'inversione di rotta. Non si sono avvertite iniziative politiche in questa direzione. Questo governo non è un governo certamente in grado di affrontare un problema così corposo. La colpa è però su due versanti, direttore. Io credo sicuramente prioritariamente sia della politica, delle istituzioni e del governo, ma dall'altra parte anche del sindacato. Lei pensi soltanto, perché io non me lo sono dimenticato e certamente neanche i telespettatori attenti di Rete Veneta, quanto abbiamo discusso, quanto hanno discusso inutilmente, rappresentandolo come un problema insormontabile, il famoso articolo 18. Quando in Veneto, se lei andava a chiedere nei tribunali, sezioni lavoro, quante erano le cause che riguardavano l'articolo 18, non ci stavano sulle dita di due mani. In tutto il Veneto. Allora di cosa abbiamo parlato? I sindacati hanno fatto una battaglia ideologica su questo tema, hanno creato una contrapposizione che non era certamente nell'interesse del mondo del lavoro. Io parlo del mio Veneto, ma l'argomento può estendersi con le stesse considerazioni di tutta Italia. Sostanzialmente anche il sindacato in questi anni ha fatto poco o nulla nell'interesse dei lavoratori. Se poi ci mette, oltre alla mancanza di una visione del problema, anche il fatto che vi è una fiscalità folle, il famoso cuneo fiscale, tra l'altro ci sono voluti mesi e mesi e poi più provvedimenti per capire cos'è sto cuneo fiscale, perché in Italia si è abituati a usare sempre locuzioni dalle sfumature incerte di cui gli unici titolari del vero significato, dell'interpretazione autentica, sono solo i burocrati, i super burocrati dello Stato, coloro che dietro le quinte governano questi fenomeni complessi, ma tutto sommato che hanno bisogno di chiarezza, perché in materia di lavoro non si può equivocare. Quali sono stati gli investimenti nel mondo del lavoro? Qual è stata l'attenzione per la fiscalità del mondo del lavoro, il cuneo fiscale di cui accennavo? La punizione è avvenuta sia sul versante del prestatore di lavoro, dell'operaio, sia sul versante dell'imprenditore. Entrambi stanno pagando in modo esagerato per coprire con i rispettivi versamenti, anzi con i rispettivi prelievi, perché per il lavoratore il prelievo è alla fonte, per il datore di lavoro ormai sappiamo che tutti ricorrono quando riescono al finanziamento bancario per pagare le tasse. In sostanza abbiamo messo il motore della società, che è il lavoro. L'articolo 1 della Costituzione italiana dice che l'Italia è fondata sul lavoro, però in realtà si vuol fermare anche questo motore, perché se io sul lavoro metto una pressione fiscale esagerata, folle, giugulatoria, sproporzionata, ingiustificabile da qualsiasi punto di vista la si analizzi, vuol dire che
non si ha attenzione, non si ha neanche conoscenza. L'ultima battuta, la Fornero è intervenuta a piedi uniti sul tema della permanenza nel lavoro oltre una certa età. Adesso abbiamo il ministro Giovannini che dice sbagliato tutto, bisogna prolungare, bisogna mandare in pensione la gente gradualmente, magari facendoli lavorare part time. Cioè, voglio dire, ma c'è qualcuno in Italia, questo paese che ormai è fallito, noi ci salviamo solo con l'indipendenza, lo dico sempre, non c'è alternativa, e che è in grado di delineare un minimo di politica, tra l'altro coordinata anche con il resto dell'Europa, visto che l'Europa ci comanda per moltissimi altri profili e principalmente per la moneta. Allora, per valorizzare quello che è stato testé detto, che condivido largamente, io sottolineerei anche un altro aspetto che proprio emerge con forza dal caso di Veneto City, sul quale mi pare generalmente la maggioranza dei cittadini, escluso il primo cittadino di Dolo, che è interessato principalmente, sono contrari. La cosa che mi agita come cittadino che ha a cuore il territorio, l'ambiente e soprattutto il patrimonio artistico è che invece di impegnarsi a recuperare quelle straordinarie memorie storiche delle ville venete, dei palazzi o degli opifici addirittura industriali che sono ancora testimonianza di una storia di laboriosità, di impegno, anche di qualità, ci si butta col cemento a urbanizzare un'area che è già di per sé diciamo difficile, antropizzata moltissimo, ma difficile anche dal punto di vista del traffico, della mobilità, laddove, ripeto, le risorse, se ci sono, potrebbero essere valorizzati, io credo anche con ritorni straordinariamente più importanti, perché le ville venete sono un patrimonio irripetibile. Andiamo a fare Veneto City proprio laddove vi sono moltitudini di ville abbandonate che cadono, perché uno che ha la proprietà di una villa oggi ha un peso sulle spalle e quindi voglio dire si potrebbe creare lavoro agli architetti, alle imprese edili, all'artigianato di qualità, di alto profilo che è là pronto a intervenire facendo cose che poi il mondo verrebbe ad ammirare, quindi incentivando un processo di ricrescita del turismo, andrebbero individuate. È una cosa vergognosa questa. Io sono contrario a Veneto City per le ragioni ambientali, ma anche perché in alternativa chi ha risorse può meglio investirle, più fruttuosamente destinarle ad opere che, ripeto, valorizzano il passato e anche remunerano chi investe in quell'ambito. Alessio Morosini, torniamo ancora un attimo. Lavoro. Sì, Ma io credo che accanto alla questione del lavoro io volevo aggiungere una considerazione sul lavoro sommerso, perché in questo periodo in cui mancano risorse si dice che, io parlo per il Veneto ovviamente, bisognerebbe anche indagare, mettere a fuoco la realtà del mondo sommerso perché qui vi sarebbe l'evasione. Allora, a parte che da sempre, da quando c'è mondo, diciamo da quando c'è mondo regolato, ci sono degli ordinamenti, delle leggi, il sommerso lo abbiamo sempre avuto, bene o male. Però paradossalmente il sommerso, che è chi lavora in nero sostanzialmente, cioè chi lavora senza rispettare le leggi della fiscalità, senza rispettare le leggi anche della sicurezza del lavoro, in realtà nel Veneto, e cito un lavoro che ha fatto una autorevole persona che lei anche conosce, Gianangelo Bellati, che è il direttore dell'Union Camere del Veneto. Nel Veneto è sostanzialmente fisiologico, si parla di un 15-16%, il più basso in Italia, e quindi è inutile che qualcuno si accanisca anche su questo versante. Bene sarebbe eliminare che vi siano delle persone che lavorano in modo sommerso, quindi violando le leggi sia della sicurezza sia del fisco. Però io credo che oggi molti imprenditori siano anche costretti a pensare di fare in parte del lavoro in nero per poter tenere viva l'azienda. Questo è il paradosso. Io ne ho sentito più di qualcuno che è costretto a regredire nella sua organizzazione lavorativa e quindi anche a realizzare così lavoro in nero, perché è questo, per salvare l'attività. Questo fenomeno non lo analizza nessuno adeguatamente ed è un aspetto tra i tanti, visto che riguarda un 15-16% della produzione del prodotto interno lordo del Veneto, che è molto molto rilevante. Cioè sono tanti gli aspetti, ma il principale comunque, quello a cui accennavo all'inizio, direttore, è quello
del mondo giovanile, cioè non possiamo permetterci di mantenere negli studi, sostenere negli studi, che è più bella la parola sostenere, dei ragazzi che hanno delle qualità, delle competenze, che si sono impegnati fino al raggiungimento del titolo di studio superiore e anche della laurea e poi vederli emigrare all'estero. Questa è una cosa intollerabile. O vedere proposte loro delle formule, delle soluzioni lavorative che sono umilianti, e anche questo è intollerabile. Cioè, in sostanza, o si lasciano sul territorio le risorse e poi si semplifica anche tutta la normativa, perché in materia di lavoro ci sono molti imprenditori che sono dissuasi, che sono frenati, che sono rallentati dall'assumere dei dipendenti per non avere a che fare con la burocrazia, che gli crea un sacco di ostacoli, un sacco di impedimenti. Bisogna semplificare anche la vita del mondo del lavoro e rendere più virtuoso il rapporto tra il lavoratore e l'imprenditore, come è tipico anche nella cultura veneta. Noi l'abbiamo anche nell'estremo negativo, e mi dispiace citarlo, abbiamo visto i suicidi per mancanza di lavoro sia tra i lavoratori dipendenti sia tra gli imprenditori, perché è la risposta di una visione culturale del bisogno lavoro, di quello che è l'impegno nel mondo del lavoro, di quello che è il valore del lavoro. E ovviamente uno Stato che è lontano, che è estraneo alla realtà specifica di questo territorio, è uno Stato che può produrre soltanto effetti nefasti. Ma ultimo, non per importanza, come accennavo prima, non mi stancherò mai di dirlo, è il fatto della tassazione, cioè la tassazione che ammazza le imprese. E quando ammazza un'impresa determini anche la disoccupazione dei lavoratori. In sostanza bisogna, io lo dico sempre, bisogna che noi abbiamo una visione territoriale nostra anche del problema lavoro, delle risorse, di quella che è l'organizzazione che è necessaria per un cambiamento effettivo. Noi non siamo contro l'Italia, ma solo con l'indipendenza, cioè con una visione territoriale virtuosa, possiamo rovesciare il quadro. Io non credo a Letta, guardi, direttore, a me dispiace, è anche un bravo ragazzo, è una persona che probabilmente ci mette animo, ma sta gestendo l'impossibile, cioè lui perdurerà intanto in quanto vi sarà una contrapposizione di utilità tra i due schieramenti. Questo è il punto. Quindi non verrà fuori alcun virtuosismo neanche in ambito di proposte lavorative, e forse starà a mutuare, a sperare, come è andato dal primo giorno appena eletto, che l'Europa gli dia una specie di diktat. Per lui è il salvagente, se gli arriva, spera che gli arrivi dall'Europa un diktat anche in materia di lavoro. Così può proporlo ai due litiganti che lo sostengono come l'unica alternativa che viene da lì fuori, perché se il prodotto di un'idea, di un progetto viene o dal centro-destra o dal centro-sinistra che lo sostengono, uno, come vediamo per le altre proposte di questi giorni, ridicole in tutti gli ambiti, ma non voglio andare fuori tema, ne danno conferma. No, volevo chiedere al presidente onorario di Indipendenza Veneta, che ha come candidato, sì, onorario, sì, sì, che ha come candidato... Non ho incarichi. No, è che è una carica che è solenne. È ideale, dai. No, senta, no, a parte le battute, ma la candidata a sindaco di Alessia Bellon. Alessia Bellon è al centro di una polemica, perché lei ha detto: io, se verrò eletta, darò ad ogni cittadino 150 euro. Sì. Come dire, per dare un po' di ossigeno alle famiglie e ai trevigiani. Sì, però Alessia Bellon, che non è l'unica nostra candidata a sindaco, certo, abbiamo anche certo. Cristina Andretta a Vedelago ed è in pole position. Tra l'altro ha ancorato questa idea ad un'osservazione ben pertinente, ben precisa, intelligente, che è la stessa che abbiamo ancorato noi di Indipendenza Veneta, portando in regione il progetto sul referendum per l'indipendenza che dovrebbe tenersi il 6 di ottobre, dicendo che le spese per questo vanno ricavate dal residuo fiscale. Cioè bisogna che noi cominciamo a fare politica avendo realismo, non lamentandosi e basta. E quindi lei ha detto: io darò ai miei cittadini che ne hanno bisogno un assegno, praticamente, non è che va a copiare qualcuno, l'idea è sana, perché ha detto lo troveremo le risorse aprendo nel bilancio dei comuni il capitolo residuo fiscale, cioè quello che ci ruba lo Stato. E quindi Alessia Bellon ha individuato una strategia coerente con la realtà del territorio, cioè quello che viene tolto al territorio deve tornare al territorio attraverso questo strumento. E quindi in qualche modo lancia un messaggio
al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ieri anche da queste antenne, mi pare, un po' da tutto, nella sua conferenza stampa, si è lamentato, come al solito, dicendo che con l'accorpamento, l'accentramento a Roma delle tesorerie degli enti locali, Roma sostanzialmente si è presa dal Veneto qualcosa come 1,4 miliardi di euro. 1.400 milioni di euro, è una cifra enorme. E dice, nel momento in cui io vado a chiedere a Roma, il governo mi dice ti posso dare dei soldi, che sono i tuoi sostanzialmente, ma mi paghi gli interessi al 2,5%. Allora, io capisco che la denuncia del fatto sia già una cosa importante, perché far conoscere, ed ha fatto bene a far conoscere, ma poi si è fermato là. Cioè, io voglio dire, faccia una cosa, non dico che debba, come mi verrebbe d'impeto, come sarebbe nel mio istinto, portare tutta la giunta, il Consiglio regionale al Ponte della Libertà, e visto che Venezia è conosciuta al mondo, bloccare Venezia per 1, 2, 3 giorni, così il mondo intero sa in che miseria vive l'Italia. L'Italia è uno Stato coloniale rispetto al Veneto. Qui viene a prosciugare riserve che non sono poi il surplus, viene a prosciugare riserve che ammazzano il territorio, i cittadini, le imprese, i lavoratori. E poi non c'è una giustizia, perché non si può agire auspicando che la giustizia venga a dare una risposta. Prima mi ha colpito l'imprenditore, qui il signor Masiero presente, no? Ha detto nel suo eloquio, ha detto chiaramente, la metto nell'intermezzo, ma ha detto una cosa per me fondamentale. Tanto non abbiamo speranza che la giustizia ci dia una risposta. L'ha detto come una cosa ovvia, una cosa scontata, e questo è gravissimo, non perché l'ha detto lui, ha fatto bene a dirla così. E io dico di più, cioè quando un cittadino non ha più la possibilità di ricorrere a un giudice che gli dà una risposta in tempi brevi e in modo, diciamo, concreto, vuol dire che non c'è più uno Stato di diritto, siamo in balia di una burocrazia famelica che ha conquistato e pervaso tutto. Direttore, pensi una cosa incredibile, sa che lo Stato della giustizia nel mondo è monitorato dalla Banca Mondiale. Allora, fino all'anno scorso eravamo al 158° posto su 183 stati monitorati. Quest'anno, a fine 2012, ne hanno monitorati altri 2. Lei sa dove siamo finiti noi? Dal 158° dove siamo finiti? 60. Al 160. Cioè, voglio dire, dopo il Benin e il Burkina Faso. E quindi ha ragione, uno Stato, lo diceva il suo grande maestro Montanelli, che io leggo ancora con piacere, uno Stato lo misuri dal livello di civiltà della scuola, dice vai a vedere una scuola, un ospedale e un tribunale e tu hai tutti gli elementi per trarre le conclusioni se sei uno Stato dove funzionano le cose, dove c'è un equilibrio tra i poteri, dove il cittadino è al centro dell'interesse delle istituzioni. Quindi cosa vuole? L'Italia è fallita, ormai bisogna parlare, con tutto rispetto per Pipitone, che lui ogni volta che io dico sta cosa dice viva l'Italia unita e indivisibile. Io dico guarda Pipitone, io non ce l'ho con l'Italia, la amo forse più di te turisticamente, ma istituzionalmente non esiste più, è fallita, siamo in mano a dei grandi burocrati che hanno pervaso, che hanno ormai contaminato ogni istituzione. Non esiste più l'Italia, questo è il punto. Bisogna che pensiamo in termini di indipendenza come una cosa positiva, perché solo attraverso l'indipendenza del Veneto potremo salvare probabilmente anche l'Italia, dando un esempio virtuoso di come possono funzionare istituzioni in uno stato esile, in uno stato agile, in uno stato dove le istituzioni sono, dove abbiamo meno leggi, non si può pensare ogni giorno che c'è un problema, uno viene fuori in Parlamento e lancia una proposta di legge che bisogna regolamentare, tra poco ci vengono a dire che per fermarci dai criminali che vanno per strada col macete bisogna fare una legge che disciplina questa materia, vuol dire che abbiamo la follia nel legislatore, non abbiamo più una visione di va semplificato, le leggi devono essere ridotte e applicate. Noi con l'indipendenza vorremmo questo, se no andremo a replicare il meccanismo di un'Italia fallita. Allora, Kenneth, poi...